Sit-in di protesta stamani presso il sito di Punta Bianca, promosso da Mare Amico, Mare Vivo e altre associazioni ambientaliste agrigentine. Dopo 615 giorni di stop della loro presenza, l'esercito ha deciso pochi giorni fa di ritornare nuovamente a sparare sul luogo, con tutte le complicazioni che il fatto comporta. Diverse sono state le mobilitazioni contro, recentemente anche un lungo video denuncia da parte della testata nazionale Italia 1 all'interno della loro trasmissione Le Iene, dove ben spiegavano e facevano vedere i grossi crateri che lasciano le bombe che i militari sparano sul luogo, oltre che all'inquinamento del territorio, piombo e altre sostanze similari, in un posto che doveva essere riserva naturale, che i precedenti governi regionali avevano promesso di istituire una riserva, ma nulla è stato fatto, solo promesse. Stamani ulteriore concentramento per dire no a questa fastidiosa presenza dell'esercito in un territorio che ha vocazione altamente turistica, a 2 passi dalla Valle dei Templi e dalla Scala dei Turchi. Ma intanto in politica i segnali sono tutto. Vedere che in questo consesso così importante non c'è nessun deputato della maggioranza lascia ben capire, e io non sono nemmeno stato eletto a Palermo, qui ad Agrigento, ma essendo eletto a Palermo, comunque ritengo che sia un problema che riguardi tutta la Sicilia. Innanzitutto istituiamo la riserva naturale, questo atto non c'è, è stato fatto un passaggio iniziale nella scorsa legislatura grazie all'onorevole Di Caro e 5 Stelle, ma di fatto però ad oggi questa non è riserva naturale. L'esercito fa il suo lavoro, nessuno dice che l'esercito sta sbagliando, però questa zona, che è una zona fondamentale, importante, strategica, che potrebbe essere al centro del turismo non soltanto agrigentino ma della Sicilia, non può essere utilizzata in questa maniera perché grida allo scandalo. Punta Bianca, come molte altre località costiere dell'Agrigentino, Torre Salsa, Scale Turche, rappresenta una delle perle naturalistiche del territorio agrigentino. La natura non ha confini, quindi tutto quello che succede al di là dei confini, del perimetro di una riserva, incide notevolmente, spesso purtroppo negativamente all'interno di un'area protetta. Ed è per questo che quello che succede fuori a Punta Bianca, al di là dei confini oggi della riserva, va ridotto se non annullato. Siamo ancora qui per l'ennesima volta a protestare contro le esercitazioni militari. Ancora oggi, nel 2023, dopo 64 anni, questo scempio in un'area destinata a riserva. Questa storia deve finire, il Presidente della Regione deve trovare loro un posto alternativo e deve istituire definitivamente la riserva di Punta Bianca.